dovunque si faccia, in qualunque paese d'Italia o del mondo, tranne in qualche altro paese, porta divisioni, porta manifestazioni, porta malcontento, porta conflittualità. Quindi, essendo un tema così delicato e forte e divisivo, non si può affrontare con questa leggerezza come ha affrontata la Federazione Italiana, la quale nazionale a Udine porta divisione. Certo. Perché allora vai a vedere cosa succede. Portare la nazionale a Udine porta divisione. Vai a vedere cosa è successo. Vai a vedere cosa è successo. Ma portare la nazionale a Udine non porta divisione, la nazionale Israele, ma non Israele. Ma sì, se anche tu porti la nazionale russa a giocare contro l'Italia, è una partita di calcio. Guarda che se mi interrompi non hai ragione. Ma sì, è come dire, se porto la Juve a giocare allo Stadio Friuli porta divisione, se porta il Napoli porta divisione, ma non ha senso, è una partita di calcio. In questo momento storico in cui siamo sull'orlo di una terza guerra mondiale, caro Governo, ma è una partita di calcio, non devi salvare il mondo, simbologia politica. Certo, inaudita, tant'è vero che in tutto il mondo ci sono manifestazioni contro quello che succede in quella parte del mondo. Quindi io parlo di me, se fossi stato Federazione Gioco Calcio avrei detto: caro comune di Udine, intento fare così, voi diciamo come la vedete? No, che prima fai le cose sapendo che cosa succede nel mondo, siamo sull'orlo di una terza guerra mondiale.